Amici sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta su Sesta Rete, canale 215, a partire dalle 19:30 sino alle 21 e poi la replica alle 23 e domani mattina lunedì dalle 8:30 in poi. Puntata ricchissima, intensissima, subito il saluto immediato alla nostra unica penaltina di questa domenica, ovvero la splendida Federica Di Benedetto. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovata pure a te e un ben ritrovato anche naturalmente a Carmelo Puglisi, subito in postazione per le sue idee riguardo a tutto quello che è successo nel campionato di eccellenza, ma non solo comunque, anche e soprattutto del campionato interregionale. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Avremo tanto da parlare e subito diamo anche un saluto ai nostri due ospiti di questa prima parte della nostra trasmissione, mister Renato Marletta, direttore generale del San Gregorio. Ciao Renato. Buonasera, grazie per l'invito. In doppia veste perché come tutti ben sanno è anche il presidente del comitato degli allenatori della provincia di Catania. Insieme a lui un caro amico, un collega, possiamo anche chiamarlo così perché è presente qui nei nostri studi, mister Massimo Scrivano, allenatore del San Gregorio. Ciao Massimo. Grazie, buonasera. Ben ritrovato. Grazie. L'ultima volta cercavi squadra qualche anno fa, adesso vedo che pian pianino stai finalmente onorando un sogno, no? Perché in fondo penso che questo era anche il tuo obiettivo. Assolutamente sì, ancora siamo agli inizi, quindi dobbiamo... Grandi sacrifici, giusto Massimo? Infiniti. Grande e bella carriera anche da calciatore, adesso sicuramente siamo sicuri che avrà le sue belle soddisfazioni anche facendo l'allenatore. Col San Gregorio in questo momento è una stagione un po' interlocutoria, mister. Diciamo, sapevamo in partenza che tipo di campionato affrontavamo, per cui bisogna fare un plauso ai ragazzi che fino a questo momento stanno onorando lo sport. E anche la grinta di Massimo, che insomma non è uno che molla facilmente. A Massimo gli è stata data una grande opportunità che lui naturalmente ha colto al volo, perché non basta fare l'allenatore nelle grandi squadre dove esistono economie. Il problema è che lui si sta affrontando in un campionato che non aveva fatto, con un gruppo di ragazzi che meritano solamente elogi, soprattutto perché siamo la squadra più giovane di tutti i due campionati. E quindi maestro anche di vita. E sta facendo esordire un sacco di 96 che probabilmente meriteranno palcoscenici migliori, però in questo momento la classifica non ci sorride, ma mai dire mai, perché non ci abbattiamo e non ci arrendiamo sicuramente. Bravo, giusto. Allora subito adesso i risultati, la classifica e i commenti anche riguardanti il campionato interregionale, lo facciamo subito con Federica e andiamo a guardare la schermata di questa sesta giornata di ritorno del campionato di Serie D. Comprensorio Montalto, Agregas 0-0. Agropoli Pomigliano 2-1. Noto Città di Messina 0-0. Vibonese Due Torri 1-1. Battipagliese Nuova Gioiese 2-1. Orlandina Rende 1-3. Cavese Savoia 3-3. Interreggio Torrecuso 0-0. In classifica sottolineiamo che la distanza rimane immutata, sempre 6 punti di distacco tra l'Acragas e il Savoia che comanda appunto questo girone I del campionato interregionale. Guardiamo la classifica al completo. Savoia 57 punti, Agregas 48, Battipagliese e Agropoli 39, Nuova Gioiese e Cavese 36 punti, Torrecuso 35, Noto 33 punti, Comprensorio Montalto 30, Interreggio 29 punti, Orlandina 28, Pomigliano 25, Due Torri 22, Vibonese e Città di Messina 20 punti, Rende 18, Licata chiude la classifica a 7 punti. Ecco, sottolineiamo un piccolo errore per quanto riguarda la nostra schermata, il Savoia ha 54 punti e non 57. E a questo punto il tabellino anche del prossimo turno, si giocherà la settima giornata di ritorno, domenica prossima, domenica 23 febbraio 2014. Questi gli incontri: Acragas Agropoli, Due Torri Battipagliese, Città di Messina Comprensorio Montalto, Cavese Interreggio, Torrecuso Noto, Licata Nuova Gioiese, Savoia Orlandina ed infine si chiuderà con Pomigliano Vibonese. Che dire di questo campionato? Insomma, la distanza sembra come al solito considerevole, credo che ormai forse l'Acragas, pareggiando anche questa partita, ha un po' forse mollato?
Sicuramente ho già perso una chance perché vincendo in terra silana con il comprensorio Montalto poteva accorciare le distanze. Per il resto un'altra domenica complessivamente mediocre da parte delle squadre siciliane. Sciupa un'occasione, il 2 Torri che non va oltre l'1-1 nello scontro diretto a Vibo Valencia, male l'Orlandina che perde in casa con il Rende e il punto tra Noto e Città di Messina non serve a nessuna delle due. Io volevo soltanto velocissimamente fare anche una domanda ai nostri due ospiti su questo campionato interregionale. Savoia che insomma ha allungato, io credo che a questo punto forse l'Agragas dovrebbe soltanto pensare ai playoff in prospettiva, tra l'altro. Sicuramente sì, io guardando la classifica il rammarico per noi siciliani è vedere il lato B o la seconda facciata dove si vedono, a prescindere dalla Ragusa che già è escluso da tempo, 4 squadre siciliane che rischiano veramente di ritornare in Il Licata sembrerebbe spacciato, Ma io credo i numeri non gli danno sicuramente ragione, certo. Credo che sta onorando il campionato, mi auguro fino alla fine, però insomma non è facile recuperare lo svantaggio dalle altre squadre. Per quanto riguarda l'Agragas, per un attimo ha fatto sognare i siciliani e i tifosi locali, purtroppo il Savoia evidentemente ha qualcosina in più. È vero, è vero. In classifica, ben piazzato in una zona tranquilla, sembrerebbe il Noto, no? Dimostrazione che c'è una bella programmazione. No, programmazione non esiste nel calcio. Si vive la giornata, dalla Serie A alla terza categoria. Anche dalla Serie A in sì, poi? Sì, e che tutto funziona in funzione dei risultati. Questo è anche vero. Se tu vinci ridi e sorridi, se perdi è un dramma. Però il Noto è tranquillo in questo momento. Il Noto è tranquillo perché intanto non ha una società alle spalle, perché le traversie ha avuto la fortuna di avere a che fare con dei giocatori uomini che nonostante le traversie economiche, un allenatore che ha cercato di sorreggere tutto l'ambiente perché... C'è da dire, direttore, con quello che hanno speso in questi anni potevano tranquillamente fare la Lega Pro. Sicuramente sì, però non sempre chi più spende ha vantaggi nel calcio. Eccoci rientrati in studio, messa da parte la situazione riguardante il campionato interregionale, subito affrontiamo il campionato di eccellenza, lo facciamo con i risultati naturalmente del girone A. A te Federica. Parmonval Folgore Selinunte 2-0, Mazzara Calcio Pro Favara 4-3, Camarat Raffadali 0-0, Rocca di Caprileone Riviera Marmi 0-2, Atletico Campofranco San Sebastiano 3-1, Alcamo San Giovanni Gemini 0-2, San Cataldese Serra di Falco 2-1, Leonfortese Sport Club Marsala 0-0. Pareggia la squadra di testa del Camarat, a seguire come al solito un terzetto agguerritissimo come la Leonfortese, l'Alcamo e il Parmoval. Guardiamo la classifica al completo. Camarat 45 punti, Leonfortese, Alcamo e Parmonval 41 punti, Riviera Marmi 38, Marsala e Serra di Falco 37 punti, Atletico Campofranco 36, San Giovanni Gemini e Rocca di Caprileone 29 punti, San Cataldese e Pro Favara 27 punti, Mazzara 25, Raffadali 23, Folgore Selinunte 13 punti, chiude la classifica San Sebastiano con 9 punti. E la partita tra Marsala e San Sebastiano, la partita appunto da recuperare in questo girone A del campionato di eccellenza. Adesso il tabellino anche per quanto riguarda questo girone, il prossimo turno, domenica prossima, domenica 23 febbraio. Questi gli incontri: Folgore Selinunte Alcamo, San Giovanni Gemini Atletico Campofranco, Sport Club Marsala Camarat, Serra di Falco Leonfortese, Raffadali Mazzara, Rocca di Caprileone Parmonval, Riviera Marmi contro Pro Favara ed infine San Sebastiano San Cataldese. Allora, Carmelo, ho detto bene, il terzetto dietro comunque non molla, il Camarat è in testa, ma quelli che seguono sono sicuramente molto agguerriti.
La copertina anche oggi la merita uno straordinario Parmonval, la rivelazione di questo campionato. Oggi ha vinto bene in casa contro la Folgore e siccome le altre rivali sono tutte un po' timide, perché l'Alcamo si suicida in casa con il San Giovanni Gemini e Camarat e Leonforte non vanno oltre il pareggio, se domenica prossima la Parmonval riuscisse a fare il colpo a Rocca di Caprileone per il primo posto, può essere l'anno di questa rivelazione, tra l'altro una squadra che conosce bene la categoria, una squadra collaudata, giocano insieme da tanti anni e poi i tempi sono maturi per una seconda squadra palermitana ad alti livelli. Ecco, tra l'altro sottolineiamo che la settimana prossima il Camarat comunque va a Marsala. Massimo, come vedi questo incontro? Il Marsala ha tradizione, comunque esperienza per dare filo da torcere a questa capolista. Assolutamente sì, credo che, come ho sempre detto, la programmazione, il blasone sono sempre importanti. No? Aiutano tantissimo. Assolutamente sì, in queste categorie credo che avere una spinta in più da parte dei tifosi sia sempre uno stimolo in più. È vero, è vero. Mister, a questo punto cosa dobbiamo dire a Gaetano Mirto? Non mollare, tenta di vincere anche questo campionato. Nel tuo palmarès ce ne sono tanti di vittorie importanti. Allora, la classifica li vede distaccati da 4 punti, Sì. ma nelle ultime 7 partite, credo che mancano 7 partite, con 21 punti a disposizione ci si gioca una bella fetta di campionato e credo che da 41 a 45 il distacco è così limitato. Però non sottovalutiamo questo Parmonval, come dice Carmelo. Allora, la Parmonval inizialmente era partita, riconosco tutti perché il direttore è Bino Abisso, che è il nostro presidente regionale, conosco l'allenatore, conosco un sacco di giocatori, erano partite, oggi hanno festeggiato la permanenza matematica nella categoria. Sono secondo in classifica. Voglio dire, insomma, perché ti ha portato, hanno fatto un filotto di risultati importanti. A questo punto nessun risultato è pregiudicato, credo, perché sulla scorta dell'entusiasmo, non so il calendario che hanno da affrontare, però dico, considerato... Però un girone A interessante. Sì, anche se parecchie squadre, diciamo... Il direttore gliela posso domandare una cosa, l'anno scorso ha vinto Rigoli, quest'anno rischia di vincere Mirto. Quanto è importante per i tecnici catanesi, lei che è il decano dei mister etnei, quanto è importante affermarsi anche sul versante occidentale della Sicilia? Allora, Che bella domanda che ti ha fatto. Io ho avuto una brevissima esperienza come direttore ad Agrigento con l'Agragas, con il presidente Sferrazza e allenatore Orazio Pitatella, e devo dire che là c'è più fame di calcio, cioè l'esperienza insegna... manca la Serie A comunque, ecco, che aiuta tanto. nel senso, perché sono squadre, come diceva Massimo, con antiche tradizioni, per cui società che hanno fatto la Serie D, hanno fatto la Serie C, ed evidentemente per cultura e per tradizione, a parte dico il pubblico che è più caloroso rispetto al girone B. Al girone B vai ad affrontare partite 10-15 spettatori, là ancora c'è questa tradizione atavica. Infatti ad Agragas, ad Agrigento, nell'incontro con Savoia, 4.000 persone, perché infatti. c'è questa fame di calcio proprio integrante. Il problema diventa, semmai, ma non credo che sia un problema dell'Agragas, per tante squadre che hanno questa ambizione di andare avanti e di salire, poi l'anno successivo non hanno mai i soldi per iscriversi. Per cui in un discorso cosiddetto di programmazione bisognerebbe optare, se tu hai le basi solide, che hai un assetto societario importante, è chiaro che miri ad essere a traguardi importanti ed ambizioni, ma una volta che vinci il campionato e poi non hai i soldi per iscriverti, mi sembra un paradosso. Non mi sembra proprio il caso di continuare. Allora, a questo punto passiamo a questo girone B che tanto ci piace, perché insomma ispirerà sicuramente tantissima discussione. Subito i risultati di questa 8ª giornata, oggi domenica 16 febbraio. A te Federica.